Buongiorno e benvenuti. Io sono Pier Antonio Polloni e sono uno psicologo e psicoterapeuta corporeo. E questa è Psicologia Pratica, una rubrica che riflette sul proprio benessere personale e la realtà quotidiana. Seconda puntata del ciclo di video Dentro l'adolescenza, creati appositamente per dare risposta alle domande che alcune persone hanno inviato. L'argomento di oggi è il trauma invisibile dell'adolescenza, ferite che non si vedono. Sigla! Se sei un genitore, un terapeuta o semplicemente qualcuno che vuole capirci di più, oggi parliamo di un tema delicatissimo, il trauma invisibile dell'adolescenza. Parlo di quelle ferite che non si vedono, non ci sono lividi, non ci sono urla, ma dentro qualcosa si rompe. Influenza le relazioni, l'umore, anche l'autostima. Nel mio lavoro clinico incontro tanti adolescenti che arrivano in terapia e mi dicono: non è successo niente di grave, ma sto male. Oppure mi sento vuota, sbagliata, come se non fossi abbastanza. Ed è qui che entra in gioco il trauma relazionale sottile. Quello che accade quando, giorno dopo giorno, non ti senti visto, non ti senti accolto, non ti senti giudicato per come sei davvero. Il trauma non è solo l'evento, ma la risposta interna a quel tipo di evento. E infatti non serve un abuso o un evento eclatante, bastano anche esperienze ripetute di disconnessione emotiva, oppure un genitore assente o ipercritico, un professore o una scuola con un atteggiamento che valorizza esclusivamente il rendimento, amici che ti escludono senza spiegazioni. Si tratta di molte piccole ferite, ma ripetute. E il cervello le registra. Uno schema utile per spiegare queste ferite può essere quello di elencare alcuni dei bisogni primari dei bambini che, se non soddisfatti, entro il ciclo dell'età evolutiva che si conclude a cavallo tra i 6 e i 7 anni, produrranno una o più delle seguenti ferite: rifiuto, abbandono, umiliazione, senso di tradimento, senso di ingiustizia. Questo accade perché ogni adolescente può sentirsi rifiutato se non viene ascoltato, abbandonato, se il genitore è troppo preso da altro, umiliato se viene deriso per il proprio corpo o magari per un'emozione troppo forte. Cosa succede dentro questi strani esseri che sono gli adolescenti, dunque? Quando queste ferite non vengono riconosciute o riparate, il ragazzo sviluppa difese psicologiche che sono empiricamente riconoscibili. Si chiude, si isola, si arrabbia spesso, i toni sono quasi sempre sostenuti, diventa perfezionista oppure si sabota da solo. In analisi transazionale diremmo che rinforza e solidifica un copione di vita, cioè un insieme di decisioni inconsce prese per sopravvivere al dolore emotivo. E dunque in terapia che si può fare? Beh, il lavoro terapeutico in questi casi è prima di tutto relazionale, cioè basato sulla relazione e il dialogo, perché viene offerto uno spazio sicuro, il ragazzo si sente accolto senza giudizio, le emozioni trovano finalmente delle parole e si può ricostruire un senso di valore e di integrità. Riuscire, o meglio, ricucire queste ferite richiede tempo, ma si può fare con pazienza, empatia e presenza. Quindi no, non sei troppo sensibile e no, non stai esagerando. Se senti che qualcosa dentro ti pesa, forse c'è una ferita che aspetta solo di essere riconosciuta. Se vi interessa approfondire questi temi, iscrivetevi al canale. Nel prossimo video parleremo del perché gli adolescenti non parlano coi genitori e cosa possiamo fare per riaprire il loro dialogo. Ci vediamo presto e come sempre continuiamo a guardarci dentro. Ciao!